Dalle immagini della videosorveglianza si notano una buona mezz'ora di scintille, che sono appunto le scintille che derivano dal flessibile che va a rompere la grata di sicurezza, e dopo una decina di minuti si vedono le bici che salgono su questa carrucola e spariscono dal tetto, quindi una quarantina di minuti abbondanti, l'operazione è completa. Hanno fatto irruzione da questo lucernario, hanno segato le inferriate e poi si sono calati con una carrucola. Un colpo studiato nei minimi dettagli, un furto su commissione, un danno importante, si parla di circa 45.000 euro. Sono state rubate 11 bici da corsa pregiate. Secondo il direttore potrebbero essere state già portate fuori dall'Italia. Pensiamo di sì, ovviamente non abbiamo la certezza, siamo abbastanza sicuri che non si trovino nelle vicinanze comunque, quindi quantomeno in Lombardia o in Romagna, ma secondo me sono all'estero. E sono bici da corsa molto particolari, in alcuni casi di pezzi pregiati. I malviventi hanno atteso il giro di ronda dei vigilanti, poi sono entrati in azione. Un furto fulmineo, preciso, i ladri non sono mai scesi da questa pedana. Non sono mai scesi da questa pedana, quello è al 100% sicuro, perché se si fossero mossi anche solo di un paio di metri sarebbe scattato il sensore dell'allarme. Sapevano tutto nei minimi dettagli. Ora, spiega il direttore, sarà potenziato immediatamente il sistema d'allarme anche sul tetto, attualmente zona scoperta. I ladri hanno fatto irruzione dal retro, sono saliti probabilmente grazie a questa scala, poi una volta rubate le bici le hanno caricate su un furgone e si sono allontanati lungo le vie del paese, bici che potrebbero finire in qualche sito online. Avendo il tempo di cercarle, di acquistarle in giro nei prossimi mesi, si potrebbero anche trovare, no? In qualche magari sito, in qualche mercatino. Non è... Farete così, nel senso che cercherete di riacquistarle? Ma noi faremo il possibile, sì. Le indagini dei carabinieri per identificare i componenti della banda delle bici.